È sottile, era convenzione sulle vette. Ma che ora da questo sì, tu ieri e poi devono intendere. Se non andai a penso che allora, come potete vedere, la conclusione della preparazione del piatto è quasi pronta. Adesso verrà messo il formaggio acidulo sopra, verrà ancora addizionato di brodo con dello zafferano e quindi ancora regalerà a questo piatto il classico colore giallo del Suzuki. Poi nel frattempo vi annunciamo che al termine della preparazione, quindi della dimostrazione della preparazione, potrete degustare il piatto negli stand qui di fronte al comune. Vi dovete munire dei ticket e vi sarà servito il Suzuki insieme al vino, alla carne che è servita per preparare il brodo e al pane tipico di Busacco e i dolci di Busacco lo stesso. Quindi potete poi sedervi nei tavoli che sono allestiti a fianco al comune e su sopra la piazza, e poi ci sono anche tutte le altre bontà del nostro paese che potete gustare, come ad esempio le Sealas. A seguire la serata sarà animata dal gruppo di Liliana e dal gruppo folk Bellamia, che proporrà i balli tipici di Busacco. Una cosa Mario, che pensare alla pizza braga. Grazie alle signore che hanno preparato Suzuki, all'associazione culturale che ha dato la possibilità a tutti voi di poter assistere a questa dimostrazione. Vi auguriamo buon appetito e buon proseguimento di serata con i nostri piatti e i nostri balli. Sta ancora groccogliando. I mori vanno tutti per